Sono Silvia Rossi, istruttrice di sci alpinismo della Società Alpina Friulana. Ciao, io sono Marco e sono una guida alpina e in questo video vi diamo alcuni consigli su come affrontare una gita in montagna in inverno. Sì, perché la montagna in inverno non è solo sci, si possono praticare molte altre attività di grande soddisfazione. Vero Marco? Certamente, si possono fare delle semplici passeggiate, delle gite con le ciaspole, delle discese con lo slittino e perfino il biking. Bisogna però tenere a mente alcuni aspetti che in estate non ci sono e sono importanti per affrontare la montagna con sicurezza e preparazione. Questo vuol dire scegliere lunghezza, sviluppo, dislivello e difficoltà in base alle proprie capacità tecniche e fisiche di chi fa la gita, ma anche del gruppo intero, magari tarandole sulla persona meno esperta. Bisogna poi considerare che in inverno, quindi camminare nella neve, comporta un dispendio energetico, ma anche a livello di tempo, maggiori del 20% rispetto alle escursioni estive. Sicuramente, perché sappiamo tutti che in inverno le giornate sono più corte e quindi è opportuno valutare attentamente l'orario di partenza e di percorrenza della nostra gita. Ma come ci vestiamo? È importante usare degli abiti che siano sì comodi, ma soprattutto tecnici. Quindi maglietta e calzamaglia che siano sintetici perché traspirano di più, quindi ci permettono di rimanere asciutti durante tutta la gita anche dopo una grande sudata. I pantaloni devono essere pesanti, eventualmente calzamaglia sotto e copripantalone, un secondo strato sopra la maglietta anch'esso traspirante, il piumino e il guscio impermeabile. Ai piedi io consiglio calze che siano calde e traspiranti anch'esse, eventualmente in base alle condizioni meteorologiche, se fa particolarmente umido, un altro paio di scorta. Però fondamentale ai piedi utilizzare scarponi che siano alti e impermeabili, eventualmente anche l'uso delle ghette in base all'innevamento. Ma nello zaino cosa mettiamo? Beh, nello zaino sicuramente ci andrà una bevanda, possibilmente calda, viste le temperature, una maglietta di ricambio, 2 paia di guanti, uno più leggero per camminare e uno più pesante quando ci si ferma, degli occhiali da sole per il riverbero della luce del sole sulla neve, uno scaldacollo, un cappellino, insomma un sistema di protezione generale. E poi un telo termico che può essere importante in casi di emergenza e un kit di pronto soccorso. Assieme a tutto questo, ovviamente dovremmo mettere una cartina topografica cartacea oppure digitale. In particolare con la tecnologia attuale, le app, e io consiglio l'app della Tabacco che nella nostra regione in Friuli è molto dettagliata, permette di geolocalizzarsi. Questo vuol dire che noi all'interno della mappa possiamo vedere la nostra posizione e quindi riprendere la traccia, riprendere il nostro percorso, oppure in situazioni di soccorso fornire esattamente la posizione con le coordinate ai soccorritori, ricordandoci bene che col freddo la tecnologia e le batterie finiscono prima, quindi è importante per esempio metterle dentro la giacchetta. Tu dove la metti? Io la metto nella tasca interna. Classico. In tutte le gite poi è importante consultare le previsioni meteo, in particolare in inverno, perché ci sono dei fattori sicuramente che possono rendere la nostra gita spiacevole. Uno di questi è la nebbia, che ci fa perdere ogni riferimento. In più, associato alla neve, crea il famoso effetto whiteout, ossia un completo disorientamento, cioè non sappiamo dove ci troviamo. In più può portare anche a un malessere generale e anche a nausea, e io l'ho provato sulla mia persona. Inoltre c'è il vento che fa abbassare notevolmente la temperatura corporea. Una nevicata poi può essere sì magica, ma ci può anche mettere nei guai. Altra cosa da considerare: se usciamo dai percorsi battuti o che portano magari ai rifugi, bisogna assolutamente consultare il bollettino valanghe. In più bisogna considerare che è sconsigliato addentrarsi su pendii piuttosto ripidi, impervi o comunque esposti. Possiamo tranquillamente farci una passeggiata su un terreno battuto da un gatto delle nevi, come appunto hai detto anche tu, l'accesso a un rifugio, però anch'esso può nascondere delle insidie che possono essere per esempio il ghiaccio. È per questo importante dotarsi di questi ramponcini, che sono dei ramponcini semplici, non sono quelli da alpinismo, ma che attraverso una struttura in gomma possono calzare su qualsiasi tipo di scarpone e sono dotati di piccoli denti che, mordendo il ghiaccio, ci permettono una progressione facile e sicura, spesso anche più veloce di non averceli. Quindi sempre nello zaino un paio di ramponcini.
Se invece ci addentriamo in percorsi poco battuti, è importante utilizzare le ciaspole o racchette da neve, che permettono di aumentare la nostra superficie di appoggio e quindi di progredire anche quando la neve è molto profonda. Poi sono fondamentali i bastoncini con rondelle grandi da neve. Questo perché in inverno l'equilibrio è più precario sulla neve, ma soprattutto varia in base anche alle condizioni che troviamo. In più i bastoncini aiutano a scaricare il peso dello zaino e ci possono aiutare anche in passaggi particolarmente difficoltosi. Oltre alle bacchette è importante distribuire il proprio peso su tutta la superficie del piede, quindi dal tallone alla punta. Questo per esporre la maggior parte di suola alla superficie, che in questo caso è la neve. Però nel caso del ghiaccio è importante perché tutti i denti dello scarpone devono mordere il ghiaccio, non solo la metà o una parte. L'uso dei piedi viene fatto portando la punta a valle verso valle e la punta a monte verso monte. Questo passo è un po' incrociato, potrebbe essere difficoltoso all'inizio, ma renderà la camminata molto più fluida e sicura. In inverno, l'abbiamo detto, il buio arriva prima, quindi è importante partire presto al mattino, magari dopo un'abbondante colazione, e vi consiglio sempre di portare con voi una torcia, perché non si sa mai come può andare la gita, possiamo ritornare anche a tarda ora. La torcia è meglio se frontale, magari con delle pile di ricambio e, come detto, pile e apparecchiature elettroniche metterle sempre in una tasca interna o comunque vicino al corpo per evitare che si scarichino facilmente. Poi un fischietto che può essere utile in caso di emergenza. Molti zaini ce l'hanno già in dotazione. Ricordiamo poi che le urla di soccorso o comunque le grida di aiuto vengono molto attenuate dalla componente neve. In più, nastro adesivo americano, un coltellino multiuso o multitool e poi magari accendino o fiammiferi per accendere un fuoco, sia per scaldarci ma anche in caso di emergenza. Dobbiamo poi considerare che 2 ore di camminate estive non sono come quelle invernali, che può comportare anche un'intera giornata di cammino anche piuttosto intensa. Quindi prestate anche molta attenzione a quello che mettiamo nello zaino a livello di cibo e di acqua, che devono essere sempre sufficienti. Quindi, ricapitolando, 5 punti da fissare per le nostre escursioni invernali. Indossare un vestiario adeguato e tecnico. Indossare, in base alle condizioni della neve e del ghiaccio, ciaspole, sci o ramponi, sempre i bastoncini a rondella larga, portare nello zaino acqua e cibo a sufficienza, vestiario e kit di primo soccorso, portarsi sempre appresso una cartina topografica che sia cartaceo o digitale e poi considerare che l'ambiente innevato invernale può diventare anche molto ostile in base alle condizioni meteo. Detto questo, buona gita a tutti in sicurezza, però Marco, ti sei dimenticato di spiegare cos'è il biting. Ah, giusto, vuoi dire che non ti è mai piaciuto andare a mangiare in giro per i rifugi e le baite? Dai, sicuro.